positivo l'incontro perché c'è stata la disponibilità dell'assessore Lanzarin e è stato anche positivo perché c'era un Torrigoli, quindi ci ha dato alcune indicazioni tecniche e la disponibilità appunto di discutere con noi e con gli addetti ai lavori tutto il ragionamento sui tamponi, non solo perché da profani sai alcune cose tecnicamente poi ti spiegano il perché è meglio fare una cosa rispetto all'altra. Poi dal punto di vista funzionale noi abbiamo fatto appunto le proposte che le ULS assumino loro il personale necessario per mandare di rinforzo alle case di riposo. Abbiamo appunto suggerito l'istituto al comando, adesso vediamo se salteranno fuori le risorse per farlo. Certo non si può stare fermi, quindi positivo l'incontro, però il risultato e il giudizio lo daremo quando vedremo i fatti concreti. Sui tamponi che cosa? Sui tamponi noi stiamo spingendo per i molecolari. Il Torrigoli dice che è rischioso i molecolari, perché i molecolari danno risposta dopo alcuni giorni, mentre i rapidi danno risposta subito. Per cui il rischio è di lasciare in giro dei forti soggetti contagiosi col molecolare, mentre con il tampone rapido chi non esce positivo subito può essere positivo, di solito ha una contagiosità molto bassa, per cui è molto più pericoloso aspettare l'esito molecolare. Perché io non sono un medico, ho fatto studi giuridici, non ho studiato medicina, bisogna anche basarsi su quello che dicono gli esperti. Poi è chiaro che se guardi il canale X c'è l'esperto che dice una cosa, il canale Z ne dice un'altra. Bisogna anche sì, avere anche un po' di coraggio e qualche volta dire forse questa ha ragione. Per cui non è facile, per chi non è. Se gli esperti e gli addetti ai lavori hanno dei pareri diversi, noi che abbiamo fatto altri studi, non è che possiamo dire noi sappiamo e voi non sapete. Per cui questa è la cosa, bisogna anche un po' fidarsi della scienza.